Come annunciato dal sindaco di Rossano Veneto, Morena Martini, sono iniziati i lavori di demolizione del patronato. L'amministrazione ha finanziato oltre 300.000 euro di interventi all'istituto comprensivo e alla materna, l'ex parrocchiale. Verrà sistemato l'impianto idraulico dei due edifici e sostituita la vecchia caldaia a gasolio della materna con una più moderna ed ecologica pompa di calore. Ancora 10 giorni al massimo per sgomberare completamente Piazza Duomo, poi gli ultimi rilievi per definire il progetto esecutivo. Andiamo in gara, affidiamo i lavori e cominciamo con la ricostruzione. Rossano non si è mai fermata, ha continuato a lavorare anche durante il lockdown, non si ferma perché ha fatto delle promesse in campagna elettorale, vogliamo tener fede a quello che abbiamo detto e completare il nostro programma. Uniti ai vari interventi già realizzati nell'ultimo anno, l'amministrazione rossanese ha investito più di 800.000 euro nelle scuole.